sono un fotografo professionista in quanto appunto mi guadagno da vivere attraverso questo bel lavoro. QAM è stato un incontro casuale, nel senso che ho incontrato il dottor Alessandro Meccenero, che è un medico cardiologo, un medico QAM, che a sua volta offre volontariato, una volta all'anno è un formatore del QAM e va appunto all'Università di Beira in Mozambico a formare una classe medica che poi servirà a migliorare la qualità di vita del loro territorio. In Africa è una cosa che parte un po' da lontano, diciamo che sono sempre stato un po' attento, sensibile a questo tipo di problematiche, mi piace molto girare, quindi ho cercato di unire le due cose, dedicando degli spazi del mio tempo libero, quindi diciamo non è un'attività remunerata in nessuna maniera, per nessun motivo, e dedicando appunto dei reportage a delle realtà che individuo di volta in volta in base alle esperienze che faccio quotidianamente. È un reportage su una realtà abbastanza problematica dal punto di vista, diciamo, del mondo occidentale. È ovvio che qualcuno dice il famoso mal d'Africa, insomma è difficile che poi venga in questo tipo di realtà qui. Diciamo che ho visitato dei distretti rurali all'interno della parte più boschiva del Mozambico, che peraltro è un paese bellissimo dal punto di vista naturalistico, in cui appunto ci sono delle realtà, chiamiamole pure medievali, a parte appunto il distretto di Beira in cui c'è questo ospedale associato all'università, in cui appunto viene fatta formazione, in cui questi medici del QAM meravigliosamente e ostinatamente danno un supporto medico e anche direi dal punto di vista proprio personale è stata un'esperienza importante. Come fotografo amo molto il bianco e nero proprio perché è un modo diciamo la fotografia per me è una forma di espressione e quindi mi sono reso conto nel tempo che il colore può, pur essendo molto bello, può disturbare o comunque distrarre il soggetto rispetto al tipo di comunicazione che si vuole dare e quindi ho fatto la scelta del bianco e nero, a parte l'introduzione della mostra che invece descrive un attimino il paesaggio del Mozambico che, ripeto, è molto molto bello. Il messaggio è questo, il nostro benessere passa necessariamente attraverso il benessere degli altri e quindi è utopistico pensare di stare a vivere in una società buona in cui magari si va poi a scapito di qualcun altro. Fare formazione in un paese in cui c'è bisogno, perché poi si vedrà appunto dalle immagini, significa comunque migliorare indirettamente anche la nostra qualità di vita, perché appunto lo stiamo vedendo quotidianamente che cosa sta succedendo. Arrivano i barconi, la gente disperata ovviamente si sposta in una certa maniera, quindi migliorare la qualità di vita nel loro paese penso sia la chiave di volta per un modo migliore di vivere anche per noi, insomma, alla fine. Non avremo mai una società giusta, non avremo mai un vero benessere finché ci saranno parti del mondo in cui ci sarà questo tipo di sofferenza alla fine, perché nasciamo tutti uguali, il colore della pelle tra l'altro si vede su un'immagine, un parto di una bambina che nasce bianca come noi, quindi il sangue è uguale per tutti quanti. Io sono convinto che migliorando il mondo miglioreremo anche la nostra qualità di vita.